Un ultimo aggiornamento dei danni provocati dalle scosse di terremoto viene da Castelmassa. Ci siamo messi in comunicazione telefonica con il direttore scolastico del liceo artistico Bruno Munari, dottoressa Elisabetta Soffritti. Gli edifici vecchi hanno avuto qualche piccola lesione, più che altro adesso devo ancora andare a Castelmassa, ma mi pare siano caduti dei gessi, quindi i gessi quelli che usano per fare disegno dal vero, devo andare a controllare, quelli costano parecchio insomma, però... Ho capito, però danni all'edificio non ne avete avuti? Oddio, qualche frattura, qualche lesione c'è stata, non qualche piccolo stacco, qualche piccola crepa, ma sono tutte microfratture. Avete tenuto chiuso la scuola? Sì, assolutamente sì, oggi è ancora chiuso il convitto, quindi ieri le scuole di Castelmassa e di Trecento erano chiuse per precauzione, proprio per mettere i sopralluoghi. Certo. E invece oggi sono già aperte e il convitto apre domattina. Ho capito. Sempre per concludere appunto queste visite dei vigili.